Approvato dalla Camera nel pomeriggio con voto di fiducia, il decreto enti locali passa ora al Senato con un testo ormai blindato. Le conseguenze sono pesanti, spiegano dai sindacati, per una parte molto significativa dei 120 precari di Cafarsetti. Di questo 120 sono 77-78 che sono precari che non avevano nemmeno i requisiti per essere stabiliti e stabilizzati, per cui questi che finiranno il 19-18 dicembre, il rischio grande è che no, anche senza rischio, se non c'è qualche soluzione, resteranno a casa. C'è la possibilità per una quarantina di essere stabilizzati perché hanno già fatto tutte le procedure concorsuali, quindi sono in regola per un'eventuale assunzione a tempo indeterminato. Però per 80 persone oggi il futuro è nero. Per la polizia locale, tra le cui fila non ci sono precari, il problema è invece la carenza di organico che il sindaco Luigi Brugnaro sperava di risolvere con un concorso pubblico e 70 nuove assunzioni. Ora tutto è rimandato al 2017. Delusione tra i lavoratori anche per l'impossibilità di finanziare la parte accessoria dei salari. Molti di loro raccontano di essere stati messi in ginocchio dallo sforamento del patto di stabilità. La gente sta andando in sofferenza vera, poi ci sono anche dei pezzi di comune, quindi prendiamo ad esempio la polizia locale, dove a fronte di tutta una serie di servizi che vengono chiesti, perde anche 600-700 euro al mese. Cioè, tutto può essere, tutto va bene, se poi abbiamo anche il nostro sindaco che dice adesso devono lavorare come se non avessero mai lavorato, beh, voi capite che la soddisfazione nelle persone è massima in questo periodo.